Sto parlando di Franco Falco. Dove sta Franco Falco? Eccolo qua. Diamo il gelato a Franco. C'è sta? Se no ti do il mio. Come stai innanzitutto? Bene, grazie. Grazie anche a voi ragazzi, siete veramente... Oggi sono molti di più, Un saluto. Ecco qua, c'ho il mio gelato. Un saluto grande anche all'ammittente Teledauna, giusto? Teledauna, sì, ci sta riprendendo in diretta. Franco, cosa ci fai ascoltare? Niente, io faccio ascoltare un brano che ieri sera ho visto che comunque ha riscosso un bel successo. Un bel successo, perciò lo voglio riproporre oggi, perché lo devo dedicare alla prima fila che abbiamo lì, no, la seconda, dove tutte le donne, i maschi, i maschietti non gli interessa. E poi invece farò un altro brano, poi adesso vediamo, ok? Non voglio Lascia a te il palco? Sì, come vuoi. Franco Falco. Grazie. Grazie. Quando il maestro vuole. Esci da prima mattina e già stai in da cucina. Riparo un latte creatura e poi compagna a scuola. Che se fai tu tutti i giorni senza di una parola. Mentre ci fatta che sono 2 ore fatica. O torna a casa correndo per spannere pagando. A giusto niente già pienza che la casa mangia. Mentre non fai i servizi starati appicciati. E a voce mia d'altro dice mi fa compagni. Bene questa famiglia mia, bene sono sti figli miei, che mi hanno regalato questa pace. Si sono cagnate tutte, grazie a te. Bene sono tutte giornate, io puzzi mi sono cagnato. Ringrazio a Dio perché sta famiglia mia, venendo su sti figli miei, che io mi faccio a sera, prende a dormire. Pure che avremo 40 stai sempre presente, mi dici no, non è niente, è solo di convenienza. Non stai mai fermo per forza, tu la fammi una cosa. Non coppo niente da torno, non posso parlare. Bene questa famiglia mia, bene sono sti figli miei, che mi hanno regalato questa si sono cagnate tutte, grazie a te. Bene sono tutte giornate, io così mi sono cagnata. Ringrazio a Dio perché ci incontrato. Tutti mi sentono marito vero. Bene sta famiglia mia, bene sono io mi vado a sera, rimane a dormire.
figlia mia. Insieme a voi mi sento fortunato e ringrazio a Dio tutti i giorni perché vado a fare sta buona. È proprio bella sta famiglia mia, è bella sti figli miei. Bella sta famiglia mia, bella sta famiglia mia, bella sono sti figli miei, che io mi vado a sera, prendimi a dormire. Bravo Franco. E questo brano era dedicato a tutte le belle famiglie. È giusto. Ti è piaciuto questo brano, Adriano? Molto, molto. E la prossima canzone è sempre tratta dal tuo attualissimo Sì, album. sempre dal mio ultimo lavoro discografico che stanno stampando, io penso che fra 15 giorni dovrebbe essere pronto. Quindi ancora non è uscito. Ancora no, io sono qui, infatti approfitto, no? Proprio perché In anteprima. in anteprima assoluta. per questo bellissimo festival che è stato fatto qui a Ortanova, io ci ho tenuto proprio talmente tanto a presentarlo che ho voluto fare questo regalo. Io spero che questo regalo vi piace, sì? Vedi, il pubblico risponde molto molto felicemente, quindi Ok. va bene. Io adesso ne presento un altro, un pochettino più ritmatico, che ieri vi è piaciuto a tutti quanti. La traccia, la numero 7, per favore, ok? La sua festa, tutto per voi. Ok, Franco Falco, vai. Su CD. E fate partire quello che volete voi, dai. Che succede? No, c'è un piccolo problema, no? Dicono che Vabbè, la succede, traccia- succede quando è si è in il diretta. bello, è il bello della diretta. È il bello della diretta. Ma cambi canzone oppure sempre Non la lo so, stessa? adesso A non- sorpresa, tanto viene Pasqua, è adatta la sorpresa, no? Domani è le palme, perciò Appunto, no, quindi- domani o domenica. No? È Oggi- domenica. Oggi che giorno è? Oggi è venerdì. Perciò io vi Domenica voglio ci fare... sarà appunto la Domenica delle Palme. Sì, perciò approfittiamo nel frattempo che preparano per fare gli auguri per voi che domenica sono le palme. Vi dovete volere tutti bene, fate la pace, mi raccomando, fate l'amore, non fate la guerra. Sempre. E quando mi dite che siete pronti, Vai. quando mi dite che siete pronti, andiamo avanti. Sai chi è quel signore? Voi sapete chi è questo signore? Ditemi voi quando siete pronti. Questo signore qui è quello che ieri mi faceva le smorfie. L'avete visto? Che io ci ho detto inutile che fai il mimo perché io non ti capisco. Prego. Lasciami non mi zuccare, io dico per favore, lui può capire, non è giusto approfittare né proprio qui. Non mi va poi di bannare, sarebbe pericoloso, dai non nel caso, sono un suo caro invitato, lascia stare. Oggi è la sua festa, dai, non fanno sospettare. Ci vediamo in settimana per fare l'amore. Tu una donna della mia amica e che te faccia amore. Non è giusto, sì, non so, ma che ci posso fare? Stiamo insieme già 2 anni e mai potrà finire. Sai che fare te noi siamo 2 forti amanti. O ci rischiamo ma noi lo stesso continuiamo. Quando poi torniamo a casa è tutto normale. Tu una donna della mia amica e tu te faccia amore. Se tenemmo sta passione che potremmo fare, noi che potremmo
capire tutto, vai un po' da lui. Io gli dico che sono male, vado a casa. Tu festeggia insieme a lui questo suo compleanno. Mandami un messaggio quando finirà la festa. Tu una donna del mio amico e che te faccia amore. Non è giusto, sì lo so, ma che ci posso fare? Stiamo insieme già 2 anni e mai potrà finire. Perché anzi che forte noi siamo 2 forti amanti. O sacci rischiamo ma noi lo stesso continuiamo. Quando poi torniamo a casa è tutto normale. Tu una donna del mio amico e tu te faccia amore. Si tenim sta passione che potremmo fare, noi che potremmo fare. Con le mani, dai, l'ultimo pezzo. E questa è Ortanova. Vi è piaciuta, sì? Vero? Franco, complimenti carissimo. Grazie. Io Dimmi. vi faccio proseguire, magari ci vediamo più tardi Va perché bene. c'è una sorpresa. Ah, c'è una sorpresa? Sì, Ah, ok, più allora. tardi però. Non andate via. Non sveliamo nulla, non sveliamo nulla. Non cambiate canale. No, assolutamente. Ciao ciao, ti lascio il gelato così. No, te lo tra lascio. l'altro vedi, non cambiate canale, detto bene perché adesso c'è la pubblicità, quindi Pubblicità. la lanciamo insieme. Pubblicità, Pubblicità. 2 minuti di nuovo in diretta qui.